Bella raga, ciao a tutti del comandone veneziano, Fioi Argentina, 14° posto, purtroppo in griglia lo sappiamo, ma inizio veramente positivo di mondiale, sono soddisfatto. Siamo secondi per il momento, non penso che finirò secondo, sarà dura, però dobbiamo fare più punti possibili per avvicinarci alla MotoGP, perché dobbiamo arrivare il prima possibile a questo punto e accumulare più soldi possibili, perché veramente le moto costano cifre impossibili, è molto dura accumulare, Fioi, quindi è dura. Quindi l'obiettivo diciamo che è quello di diventare il più grande pilota della storia nella classe regina. 12esimi intanto. Certo che siamo con una moto prestazionalmente proprio scandalosa perché cioè veramente le altre due moto che puoi comprarti sono veramente più veloci, però stiamo andando bene anche in Argentina, comunque un 14° posto in qualifica, non lo butto via. Adesso siamo già ottavi. Vediamo un po', ragazzi, non so se si sentirà diverso, ma non posso tenere le cuffie perché è un caldo asfissiante e quindi sto registrando ma con le cuffie insomma non addosso, ecco. Poi facciamo la nostra gara, eccola là. Dio santo, brutto errore, qua ho sbagliato io. L'Argentina è così purtroppo. Oh, Taribone West abbiamo, vabbè, almeno Lola Pons. Bene, almeno ci vogliamo un po'. Ah, era ottavo, Cristo santo. Sono contento da non ritirarmi adesso. Eccola là. Sta zitto. Niente ragazzi, proprio Schumacher sorpassa Lola Pons. Niente. Ritiro veneziano, purtroppo l'altra stagione non ci sono mai ritirato. Primo ritiro in Argentina, non c'è niente da fare, lo sapete, con 2 cadute c'è il ritiro. Dio santo. Qua perdo Il parco chiuso un'infinità di comincia. punti. Crollo al quarto posto, a meno 39. Vai. Dai, la prossima gara speriamo di far meglio. Siamo a Jerez. E niente, purtroppo in Argentina su 3 gare che ho fatto fino alla stagione, 2 ritiri e un posto sicuramente non sbalorditivo. Andiamo in Spagna. Ragazzi, ho rimesso le cuffie perché si sente Raccani, se no. Allora, Fioi, 12° posto in griglia. È veramente tardi, Fioi, non posso parlare forte. Oggi sto registrando questi video anche, non so quando ci saranno sul canale perché dopo vado a Roma, ne sto caricando, ne sto registrando a Sbrega. Però so solo che dopo il ritiro in Argentina ho bisogno di punti, ragazzi, qua, se no i fan si incazzano anche. E perdo gente, perdo soldi. Oggi ragazzi, ho Gattusino. Siamo già in quarta posizione, super quarta posizione come indiano. E adesso ci possiamo giocare anche il podio se andiamo al massimo. C'è Folger davanti. Molto bene come Glaujob. Perfettus. Quarto posto ma non mi accontento, figlio. Voglio il podio. Tanto per la prima vittoria c'è tempo, le gare favorevoli tra poco arrivano, peccato per il ritiro argentino però. Non è proprio una gara favorevole, non c'è nulla da fare. Molto bene, molto bene. Ok. Incidente per una cagata. Pacchetto acquisito, che bello avere il pacchetto. Giro record del Come, c'è il potenziale per vincerla e la paura a sbagliare così. Come si fa a sbagliare una curva così? Io non lo so. Sono i piedi. Quanti quarti posti ho fatto? Non lo so, negli ultimi tempi. Sono ai piedi del podio purtroppo. Non rischiarla. Anche il quarto posto va bene come. Folger, rompi i maroni. Internazio per Folger, eccolo là. Niente, la lotta per il quarto posto, purtroppo il podio è irraggiungibile. Qua purtroppo pago una moto molto scarsa.
Però il giro record... No, vabbè, Gattusino di merda. Purtroppo ho fatto un secondo giro orribile. Infatti perderò anche il giro record. Devo muovere anche le mie statistiche, cazzo. No, lotta con Folger, bravissimo Kuma. Ha fatto una gran cosa il Kuma, eh. Si torna a quarti, ma si soffre. Il giro record per Zircone intanto. Che lotta con Folger, mamma mia! Cosa ha rischiato il Kuma? Cosa ha rischiato il Kuma? Mamma mia, era fuori. Il Kuma era fuori, si salva. Ancora il Kuma fuori. È un pazzo, signori. È un pazzo. Crazy Kuma. No. I primi tre volano, ragazzi. Mamma mia. I primi tre volano veramente. No. Oh. Che brutta. Incidente orribile. Momento veramente brutto di stagione. Perdo anche il quarto posto. Perdo anche il quinto posto. Sprofondo in 11ª posizione. Che disastro. Purtroppo non posso cambiare moto, perché questo è il regolamento. Molto rigidi quest'anno dovevano essere. Mi squalifico se era squalificarmi e tutto. Mamma mia. Cerchiamo di non ritirarci magari. Che brutto incidente, che brutto incidente, che brutto Kuma, mamma mia. 2 gare da dimenticare. 2 gare proprio da dimenticare per il talentissimo. Male, male, male. Un Kuma veramente incazzato. Mentre... Disastro, sprofondiamo sesti. Ma... saranno polemiche in Lui e casa. la sua squadra stanno facendo un ottimo lavoro e questi risultati lo dimostrano. Il loro prossimo obiettivo ora è di arrivare a lottare per le posizioni che contano nelle gare a venire. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Un po' triste, ma presto ci riprendiamo per la prossima gara, Le Mans. Ciao!